In fondo al Canalasso, al Canal Grande, una gondola piena di giapponesi che fotografa altri giapponesi in cima al ponte di Rialto, che fotografa altri giapponesi in fondo alla gondola, che fotografa altri giapponesi in cima al ponte di Rialto. Questi entrano nei musei con un bigliettino con già scritto su quello che devono vedere. Canaletto guardi, ecco Canaletto guardi, Canaletto guardi, ecco Canaletto guardi, Canaletto intanto guardi Canaletto, dopo che mostro st'altro, va bene? Quando li ha visti non li guarda mica, li fotografa, li inquadra, clic e clic. Poi se li guardano a casa con calma, nei colori fatti apposta per loro da Fujika e Yashica. E che non li metto sulla carta questi turisti, 24.000 baci, no! Cabeze, sombreros al giorno, 48.000 zapatos, scarpe, questa è la media. E col giubileo raddoppia. A quelli che hanno fatto da fede del turismo già da anni si sono aggiunti ultimamente i neo-occidentali. Chissà che il giorno mi fa Sambo, che se venivo so che il muro in Nord Europa, cos'è venivo basso a polvere, cosa che c'era per Dadrio. Migliaia di fari accesi, le luci dell'est, pullman già carichi. Gente che nella vita voleva diventare migranti, turisti. Il primo posto al mondo che voleva vedere, i gemo visti una mattina che arrivava dal terraglio, mi morti, arriva i barbari. Chi sono questi? Questi mori a Marocco, no, attenti, i mori a Mestre, i mori a Marghera, i se morti al tronchetto, i pullman, si spaccavano in quattro i pullman, perdeva le ruote là e smontavano questi poveretti alti così. 4 giorni che non smontavano neanche a far pipì. Drio Manchi si liberava là in canal, poveretti. Diventava alti, magri, un dopoguerra. Un sacchettino magro compagno in mano, con questi non si mangia. Anche l'acqua si è portata a casa. Anche a cartolina. Anche il biglietto della CTV da casa. Vanno ad aggiungersi all'armata che marcia compatta dal tronchetto ogni mattina al grido di battaglia di San Marco.